Nessun danno strutturale all'Opera Pia Boccone del Povero di Favara. Nell'immobile donato dal barone Antonio Mendola alle suore della Congregazione Serve dei Poveri allo scopo di renderlo fruibile ai bisogni della comunità locale, ci sarebbe solo un problema di manutenzione al manto di copertura della terrazza. Niente danni strutturali rilevanti, quindi solo macchie di umidità visibili in alcune parti dell'edificio dovute a infiltrazioni di acqua piovana. Questo è quanto appurato in un sopralluogo visivo svolto in mattinata dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico comunale di Favara Alberto Avenia. Le deduzioni del tecnico rimarcano per filo e per segno quanto relazionato lo scorso 14 luglio dai vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. A chiamare i vigili del fuoco era stata proprio Suor Anna Mamettiu, presidente dell'Opera Pia. Nonostante siano stati esclusi rischi rilevanti per l'incolumità pubblica, per i 19 anziani ospiti della casa di riposo resta comunque valido l'ultimatum imposto, ovvero entro domani la struttura deve essere liberata. Ho riscontrato dei problemi di manutenzione. Vi sono delle macchie di umidità presumibilmente dovute a infiltrazione d'acqua piovana. Infatti la copertura del terrazzo principalmente a terrazzo piano, presenta già delle fessure nel rivestimento impermeabilizzante, quindi l'infiltrazione d'acqua piovana c'è e quindi questo comporta che l'intrarosso dei solai sono con le macchie d'umidità. È un problema di manutenzione, di semplice manutenzione. Quindi esclude l'inagibilità? Ma nessuno parla di inagibilità, nemmeno i vigili del fuoco, ma fra l'altro i vigili del fuoco, una nota che hanno fatto, non l'hanno inviato al comune, perché loro non ritengono di... Io sono venuto qua perché ieri pomeriggio il sindaco mi ha ordinato per iscritto di venire qua a fare un sopralluogo. Sono venuto, ora relaziono al sindaco e gli dico che è solamente un problema di manutenzione. La manutenzione del bene, anche perché gli eventuali cornicioni che presentano un po' di umidità, che sono quelle della parte interna del cortile, non riguardano la pubblica via o piazza, quindi non c'è questo problema per i cittadini qua, ma solamente per chi è là dentro. Ma lì è un problema di gestione dell'opera del Boccone del Povero, su cui non possiamo, almeno io, non posso entrare in merito. In questi giorni la notizia del loro trasferimento urgente e del rischio perdita del posto di lavoro del personale aveva alimentato in città delle voci su presunti impieghi della struttura per altre finalità, come ad esempio l'accoglienza dei migranti. Ricordiamo che qualora la volontà del barone Mendola, che è quella di destinare la struttura a beneficio della comunità favarese, venisse in qualche modo disattesa, l'Opera Pia, qualora reclamata, tornerebbe ad una gestione pubblica. In altre parole, l'ente comune potrebbe riprendere in mano la situazione.